Prosegue l'impegno del governo Musumeci nella lotta alla dispersione scolastica e alle povertà educative in Sicilia. Sono 32 milioni e mezzo dotati nel nuovo piano straordinario 2021-2023 presentati in conferenza stampa a Palazzo Organs dal presidente della regione Musumeci e dall'assessore all'istruzione La Galla. Presente anche il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Patrizia Fasulo, e il dirigente generale del Dipartimento Istruzione della Regione Valenti. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche rappresentanti di varie istituzioni scolastiche coinvolte. Tra i destinatari del finanziamento le scuole di Canicattì, l'Istituto Verga, a Santo Stefano Quisquina l'Istituto Panepinto, a Sciacca il secondo Circolo Sant'Agostino, a Racalmuto l'Istituto Leonardo Sciascia, a Canicattì l'Istituto Galilei, a Palma di Montechiaro l'Istituto Dierna, a Sciacca l'Istituto Don Michele Arena. Nella lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa abbiamo speso circa 120 milioni di euro. Stiamo lavorando per riproporre le iniziative che hanno consentito risultati significativi, quindi il tempo pieno per la scuola elementare e poi laboratori formativi, il recupero dei ritardi nell'apprendimento, la possibilità di tirocini e di apprendistato, l'orientamento scolastico per i ragazzi che, completata la scuola media inferiore, uso i vecchi parametri, debbono scegliere dove andare nelle scuole superiori. Ecco, sono risultati significativi. Pensate che sulla dispersione noi siamo passati dal 24,3% al 19,4%, un risultato veramente importante, frutto di una rete che ha funzionato con Roma, con Palermo, con gli istituti scolastici, con il personale dirigente, con l'ufficio scolastico regionale. L'assessore La Galla è stato bravo a mettere assieme sinergie che hanno portato a risultati significativi. Siamo ancora insoddisfatti, dobbiamo e vogliamo fare molto di più ed è per questo che abbiamo già oggi presentato il programma per il 2022 che continuerà ad accompagnarci per i prossimi anni. Sono ulteriori 30 milioni, 2,5 che fanno il compimento a 32,5 sono già stati spesi per il tempo d'estate e il recupero degli apprendimenti post-Covid. I 30 milioni saranno destinati ad una serie di azioni per l'ulteriore limitazione della dispersione scolastica, 20 per interventi sugli edifici per il miglioramento e la qualificazione degli spazi comuni, 10 per il potenziamento del tempo pieno delle elementari, il miglioramento degli apprendimenti e l'orientamento nelle scuole medie e negli istituti tecnico-professionali superiori.